alla sinistra del palco. Fategli un bel applauso all'entrata di questo gruppo, guardate come sono abbigliati, tutte le carte da gioco, dopo, esatto, di là, sì, verso la sinistra, perfetto, mentre salgono sul palco i lettori di questa beccia, che come potete notare è formata sostanzialmente da un foltissimo gruppo di bambini, da qualche genitore che chiaramente deve sovrintendere alle loro operazioni. L'asso di cuori De Bona Sebastiano, il Joker Capraro Irene, l'asso di quadri Gasser Thomas e l'asso di picche Gasperin Simone. L'autore del testamento è Canton Gianni. Gli artisti sono Bettofo Pier Giorgio e Battistò Renato. Le sarte Fragona Renata e Pilat Renata. Il progettista delle carte, che sono state usate anche per il carnevale a Venezia, loro sono stati a Venezia per il carnevale quest'anno, il 18 febbraio, Gasser Huber. La classe operaia che ha dato forma a questa vecchia, che ha costruito la vecchia, sono Canton Sandro, De Paris Andreas, Bonetta Erol, Gasser Huber, De Bona Claudio, Gasperin Silvano. Un plauso particolare alla famiglia De Bona Claudio, che per circa 3 mesi ha ospitato il cantiere di costruzione per la vecchia a casa. Vi faremo un vostro applauso al gruppo Castelli in Aria e passiamo alla lettura del testamento. Noto che era e il team indovina alle carte di domande del bene e del male e mi risponde con poche debale, così che dai alla vita un fin detale. Indovinare il futuro alle sempre più duro, sogni stanci straca come bernaca, che se alle previsioni drio la sua idea, se non era nuvol, oh bel, piovea. L'abbassà, las de fiori o pescà, e il mi ha dit che Trichiana la saria andata in frana. Già fra noi, già frontini, la terra sta muovendo tantini, le case dopo la segheria ungala a comprare e come mettere a posto alla TV al serendadrio non chiara Cammi, Calmi! noi che danno a man prima di votare, i lavori dopo se l'andarà a far. Alla comunità montana, alla proa a girare la grana. E con poi con le gana, i gadische lori, noi è la befana. Alla de puoi o pesca, e senti quel che la spara. A Trichiana, per risparmiare sui tributi, si è imparato a mangiarsi i rifiuti, i sacchetti numerali e similari, e a pensare di distribuire. Vedere quanta gente non parleva all'imbrunire. Le somenti le ha partorì a sacchetto ogni 15 lì, così che in 2 settimane in casa deriva le pantegane. Una volta al mese le femmine che toccherà aumentare le spese per metter via il pannolino, le si comprerà l'apposto sacchettino e dopo averlo impienito le lo porterà a Filier per farsi timbrare la scheda da confier. A girare le carte alle quasi un'arte. Prima di interrogarle, devo cacciare la persona giusta per iniziarle. Se devo in previsione da lontano, fagliele girare a onda Morgan. Sempre di mattina, perché
sera all'Encin in Cerina. Parlerò dei chiavisini e le scelte meglio qui da Frutin e alla manga in tremante, ma le indovina tutte quante. A Sant'Antonio non sono pindata, perché mi pesca sempre la mata. Una carta bella per ogni stagione, ma per gli affari le cor la fa un gran polveron. Se su misura te ho le previsioni, i più bravi alle quella talpon, e le indovina tutte, che le sia belle o brutte. Solo alla riva de Terenzin mi son fermata col Tarantino. Alle mie scuole un vecchiot profumato e elegante e mi ha pescato un fante, proprio il fante alle spalle che porta grandi imbrogliate. 2 di dopo le femmine a scappare le andate via sotto al bosco per vedere arrivare al taricò. Ma paran più spedà e ancin de fu non arriva nessuno. E al posto di godersi al palestrato le andate a gustarsi angelato. A forza delle carte ogni tanto al cervello mi parte. Sono proprio andata in cana con la visita del vescovo africano. All'inizio su dalla bassa per vedere come i bocci se la passa. Per capire anche perché usa tanto il telefonino e intesa va pochettino. La soluzione sarebbe per far arrivare la parola del Messia tramite la telefonia. Telefonia? Mamma mia! Questa sì che è una respirazione, di quei apparecchi e pieni di bottoni, ormai che è una invasione. Viene di tutte le forme e anche di tanti colori, ma non usa soltanto i dottori. Quei che infatti uso, a lei tose e tosati, che con un de quei man, tira fuori la mazza. Allora, non gli serve per parlarsi, ma per messaggi lanciarsi. Ora dalle scuole si vede gruppetti, di tosatelli da parada fra carbotonetti, che le spera che il suo messaggio gli fai cattare una morosetta. Bravo! In borsa gli aumenta i capitali, con innesti sulle sementi e sugli animali, ma la natura lascia aride là e le vacche si ammalà. Poi a starghi in testamento le mette mente e formenti, per mettere sotto i denti anche domani la panetta di panzan. E le patate che le asse col sobis, perché se le mangia loro se capisce. Se le state coltivate con passione senza usare porcaria di nuova invenzione. E adesso a qualche tosar devi un cerino per fare un bel poiato. De tutte le balle che avete sentito, de che peso dalle 12 a miodì, prima di busare, altri doveni una raccomandazione noiosare. Non si fa come la generazione che fa faschei alle vacche che basnea gli os de portei. Grandi! Che forte io, cazzo! E come direbbe una pattucchiera, le carte parlano molto chiaro. Ancora un grosso applauso al gruppo Castelli in Aria. Io farei un applauso anche a Gasperin Silvano, che è il cameraman della situazione, che è un po' il capogruppo di questo gruppo di ragazzi. Sì, allora bravi! E vediamo ancora una volta Marcello che si sta attrezzando per... Veramente molto bravi sti ragazzi, continuate con questo applauso perché queste sono le tradizioni che poi dobbiamo giustamente trasmettere anche a questi bambini. E come diceva Gabriele c'è stato un grande sforzo da parte dei bambini e da parte dei genitori, di alcuni genitori che
con queste maschere per di più sono andati anche al Carnevale di Venezia di febbraio appunto.